Ancora cavalli di 3 anni, 11 al via questa volta, sempre sul miglio, Ciclone Mail, Calima di Poggio, Commander Crow, Chagall and Glory, Carisma AV, Carastella in prima fila, Cupido degli Dei, Cesnia Daghi, Corcovado, Centauro Pell, Corazon Key in seconda. Favori in chiusura per Calima di Poggio, numero 2, Matteo Zaccherini. Corsa comunque anche in questo caso non scontata. Ancora un centinaio di metri allo stacco della macchina. Partiti. Dall'esterno Carastella cerca di convergere su Chagall and Glory, ma lungo la corda è veloce anche Calima di Poggio che rientra agli avversari, veloce anche Commander Crow, ma in seconda posizione ci va Chagall and Glory. Numero 9 Corcovado squalificato per Corcovado. In terza ha ripiegato Commander Crow, poi Ciclone Mail, via via tutti gli altri. Intanto i primi 400 metri completati in 29 abbondante da parte di numero Calima 5 Carisma V squalificato anche per Carisma V, cerca di farsi luce in terza ruota Corazon Key, subisce un anticipo ma sopravanza l'avversario e progredisce ulteriormente al passaggio davanti alle tribune. Arriva a ridosso di numero 3 Commander Crow squalificato. Va a completare intanto in 1 minuto e 2 decimi gli 800. La squalifica anche per Commander Crow. Intanto in seconda posizione si mantiene Chagall and Glory, all'esterno si impegna Corazon Key, poi via via tutti gli altri e siamo al chilometro, coperto nell'ordine del 1:16 e 1. In vantaggio Calima di Poggio, all'esterno insiste nel suo attacco Corazon Key, a contatto si mantiene Chagall and Glory. 400 scarsi alla conclusione, situazione tattica che non ha subito variazioni. Tenta di intervenire anche Cupido degli Dei. Completamento della piegata, ingresso in dirittura d'arrivo. In vantaggio Calima di Poggio, ci prova ancora Corazon Key. Corazon Key va su Calima che è in calo, ma a centropista la puntata di Cupido degli Dei. All'interno c'è quella di Chagall and Glory ed è Chagall and Glory che passa e vince nei confronti di Cupido degli Dei. Calima di Poggio che salva il terzo. 2-3 è appena abbondante sul mio cronometro, ma 47,5 a chiudere. La vittoria però per Chagall and Glory e Vittorio Miniero, che da outsider vengono a vincere questa corsa riservata ai gentleman. Il training è quello di Alessandro Baldi. Andiamo a rivedere le fasi finali. Secondo posto per Cupido degli Dei, al terzo chiude Calima di Poggio.